Buongiorno, bentornati al Focus TG. Molte notizie oggi, tanta carne al fuoco, come diciamo ogni giorno, perché il Veneto sta andando, forse si dice, sembra, speriamo soprattutto, verso la zona gialla, ovvero domani dovrebbe arrivare la nuova lettura delle zone nazionali, regionali, in base a quelli che sono i dati degli ultimi giorni. Secondo le prime indiscrezioni, secondo i conti che sono stati fatti, inoltre il Veneto dovrebbe entrare ufficialmente in zona gialla, quindi questi dovrebbero essere gli ultimi giorni in area arancione. Gran parte dell'Italia, a dire il vero, dovrebbe entrare in zona gialla, ma questo lo vedremo nelle prossime ore. Se ne parlerà di sicuro durante la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che sarà in diretta qui con noi dalla sede della Protezione Civile di Marghera alle 12:30 come ogni giorno. Quindi quello che succederà nelle prossime ore verrà definito dai dati, che ormai li vediamo assieme ogni giorno, non sono positivi, perché comunque la situazione è ancora grave, ma fanno ben sperare. C'è una discesa in picchiata dei casi, c'è una discesa anche degli attualmente positivi, ci sono interi ospedali che si stanno liberando, tanto che da lunedì ripartirà tutta l'attività ambulatoriale e anche tutti i servizi che erano stati sospesi. Questo per quanto riguarda il Veneto. Per quanto riguarda invece la crisi di governo, sappiamo che ieri il Capo dello Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato per fare il punto della situazione. Oggi dovrebbero partire invece le consultazioni con i gruppi politici. La situazione, da quello che si apprende da Roma, non è affatto facile. Il Conte Ter, cosiddetto terzo mandato del Premier Conte, non è così scontato come sembrava invece all'inizio della crisi, quando pareva fosse solo un ribaltone interno con una nuova ripartenza. I responsabili se ne vanno, i giochi di partito sono sempre più complicati, quindi non è detto che la cosa si risolva né rapidamente né facilmente. Quindi ne parleremo poi nel corso anche dei nostri telegiornali e della nostra informazione. Adesso, questo era un po' la serie di premesse. Prima di andare a vedere tutto il resto, sentiamo l'ultima conferenza stampa disponibile, che era quella di ieri, del governatore Zaia, che ha parlato di mutazioni e dell'emergenza coronavirus. Siamo alla 27ª giornata di flessione nella curva dei contagi. L'R continua, il Veneto si aggira sullo 0,62. Siamo la seconda regione in Italia ad avere ad oggi un parametro così basso, ma l'infezione ha un andamento strano. Se voi guardate le terapie intensive, vedete la terapia intensiva che parte, poi fa così, si impenna, cioè praticamente perpendicolare. Fa una fase di plateau che ci dura circa un mese, dove si alza e si abbassa, 2 più 2, meno 2 più 3, e poi precipita. C'è stata un'inversione tra ricoveri e dimissioni. Questo dato viene guardato con attenzione dalla comunità scientifica. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto, e adesso infatti c'è un grosso movimento nazionale della comunità scientifica dell'Istituto Superiore della Sanità nel monitoraggio delle mutazioni. Fra l'altro il Presidente è tornato a parlare dei casi, primo fra tutti quello della famiglia Busso, 3 componenti dello stesso nucleo morti in 18 giorni. Nel momento in cui noi abbiamo la carta d'identità della mutazione, cioè abbiamo la successione e capiamo qual è la mutazione, l'abbiniamo ai sintomi clinici del titolare di quel tampone. Poi una certezza: il virus di marzo in Veneto non è stato più trovato. Ci sono attualmente 8 mutazioni nella nostra regione, 5 sono quelli che si trovano nella banca dati nazionale, una è quella inglese, 2 sono tipicamente venete, sulle quali, ha detto Zaia, stiamo lavorando. Fra l'altro, secondo i contagi dell'R Conti, la speranza è che il Veneto dalla prossima settimana possa passare in fascia gialla. Non ultimo, la regione ha avviato con l'Università di Padova uno studio. Il professor Baldo, con l'Università di Padova, che noi abbiamo incaricato, ha praticamente concluso lo studio, perché noi vogliamo vedere il livello di circolazione del virus nella popolazione, passatemi il termine, normale, casuale. Si tratta della prima regione che ha portato avanti questo studio. Quindi continuano studi, tamponi, continuano anche le vaccinazioni, poi vediamo
i dati e continuano anche i controlli sul territorio, sempre nell'ottica anti-Covid. Questa settimana sono stati eseguiti 24.000 controlli in tutta la regione con 503 sanzioni. 5.695 esercizi commerciali sono stati controllati e 24, quindi un numero decisamente basso rispetto al numero complessivo dei controlli, sanzionati. Di questi 5 dovranno chiudere le proprie attività. Il numero che salta agli occhi negativo è però quello delle persone scoperte dalle forze dell'ordine in violazione della quarantena, ben 10. Quindi 10 persone scoperte a spasso quando non dovevano e non potevano stare fuori casa, che portano il totale parziale del mese a 30 casi. Ci fanno sapere dal governo che possa sembrare un numero abbastanza piccolo, ma ha un significato enorme, perché si tratta di persone che sicuramente positive sono state sottoposte a quarantena. Quindi il fatto di saperle in giro porta tutta una serie di conseguenze anche piuttosto gravi. Questo era per quanto riguarda i controlli. Per quanto riguarda invece il mondo della scuola, sappiamo che lunedì si ripartirà, magari non come sembrava con il tutto esaurito, il tutto pieno delle scuole superiori, ma c'è già un progetto, ci mancherebbe altro visto che mancano 3 giorni, per poter ripartire in piena sicurezza. Lunedì apriamo le scuole, prime 3 settimane di prova al 50 e poi si va crescendo al 75 e finché non viene modificato il decreto si resta al 75, perché non c'è la possibilità di andare al 100% oggi. Il 1° febbraio riaprono le scuole superiori del Veneto, chiuse con ordinanza regionale del 4 gennaio. Se non cambia lo scenario epidemiologico, le presenze in aula passeranno in poco meno di un mese dal 50 al 75%, con l'auspicio che entro la fine dell'anno scolastico si possa arrivare al 100%, ma al momento è presto per qualsiasi previsione. Per noi sarà monitorato a vista il comparto scuola con l'apertura delle scuole, perché noi vi darò un bollettino dedicato alle superiori, perché guardate, noi ci facciamo il segno della croce se va tutto bene a fine febbraio, perché capite che se apriamo e tutto, cioè dal 15 febbraio in poi capiremo se il contagio riprende e avremo focolai importanti con le scuole, perché di conseguenza li troviamo nelle famiglie. Il rientro alle superiori coinvolge 213.000 studenti e 17.000 tra personale scolastico e docenti. Il piano regionale dei trasporti pubblici è stato stilato con la collaborazione delle prefetture e degli uffici scolastici per garantire spostamenti in sicurezza. La capienza dei mezzi di trasporto pubblici rimarrà al 50% fino alla fine dell'anno scolastico. I mezzi in tutto in Veneto saranno sostanzialmente 683 mezzi aggiuntivi. Per regolare l'accesso degli studenti ai mezzi di trasporto, il personale a terra sarà aumentato di 224 persone. Fin dall'inizio sarà inoltre messo in campo un servizio come se il rientro a scuola fosse in presenza già al 75%, soprattutto per testare le ricadute dell'aumento di autobus nel traffico delle grandi città. A Verona si sono trovati nelle condizioni di ipotizzare la doppia entrata alle 8 e alle 9:30 per sostanzialmente spezzare questi serpentoni di autobus. Dopo ci possono essere delle città che reggono, delle città che non reggono. Proprio durante la presentazione delle modalità di rientro a scuola, al TAR del Veneto veniva rinviata per rinuncia dei ricorrenti l'udienza in Camera di Consiglio per la sospensiva dell'ordinanza con cui la Regione dispose la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 31 gennaio. C'è stata la ritirata da parte dei ricorrenti, non c'è nessuna sospensiva e si va a sentenza il 24 marzo. Quindi abbiamo parlato di emergenza coronavirus, dati, vaccini, tamponi, controlli, abbiamo parlato di scuola, si parlerà di sicuro di zone gialle e zone arancioni nella conferenza stampa del Presidente Zaia alle 12:30 in diretta qui con noi dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Adesso però facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nella prima parte della nostra informazione abbiamo parlato di emergenza coronavirus, abbiamo sentito le dichiarazioni di Zaia sulla situazione, l'assessore De Berti sulla riapertura delle scuole. Adesso parliamo invece di cronaca perché andiamo a Vicenza dove c'è la nostra Gabriella Basso già collegata via Skype per raccontarci le ultime novità beriche. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta.
Vuoi che parta dalla cronaca o ti do qualche altra notizia semi-legata al coronavirus? Da dove preferisci? Tanto le diamo tutte come sempre le notizie, quindi parti da quello che hai sotto mano. Allora, direi intanto innanzitutto che abbiamo sentito un po' i vicentini su questo ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, anche se con la didattica al 50% in presenza, però diciamo che sono tutti estremamente favorevoli perché tutti dicono era il momento, insomma siamo gli ultimi a tornare in classe, era giusto, i ragazzi hanno bisogno, qualche timore, forse sì, magari potrebbe di nuovo esserci qualche contagio, però diciamo così che il gioco ne vale la candela per molti vicentini che abbiamo sentito. C'è una serie di iniziative invece del Comune per un valore, pensate, di quasi 2 milioni di euro per aiutare le persone che hanno difficoltà a pagare gli affitti. Tra l'altro c'è il timore, il 30 di giugno c'è lo sblocco appunto del blocco degli sfratti e quindi c'è molto timore che questa cosa vada a complicarsi, quindi c'è già un aiuto da parte del Comune con fondi regionali e fondi comunali per dare un sostegno economico a queste persone. Arrivando invece alla cronaca, ti devo dire che abbiamo un sacco di notiziole molto interessanti e molto carine che vedono anche molte truffe purtroppo, che vedono vittime varie tra aziende e soggetti, persone anche anziane, insomma, intendo. Certo. La cosa che è diciamo particolare, vi ricordate che avevo parlato tempo fa di una persona che si vestiva a seconda di che azienda dove andava da corriere per raccogliere il materiale, per portare il materiale insomma in giro, mettendo varie divise di varie società di corrieri. In questo modo però in realtà si portava via i colli di capi di abbigliamento e accessori anche molto costosi. Ebbene, proprio grazie anche proprio all'informazione, altre persone si sono presentate dai carabinieri denunciando analoghe situazioni, l'ultima proprio l'altro giorno di una ditta sempre qua del Vicentino, dove questo personaggio molto particolare che ha creato tutta questa situazione ha portato via 17 colli per un valore di 5.300 euro, sono 17 colli di pigiami di marca, per dire è l'ennesima situazione, l'ennesimo caso che emerge di questo soggetto che aveva fatto più di 20 colpi in questo modo, continuano ad emergerne. C'è un anziano poi che con la solita tecnica che si avvicina al ragazzo, questa cosa succede molto spesso purtroppo proprio nel parcheggio vicino all'ospedale del San Bortolo. Una persona viene avvicinata da un ragazzo, in questo caso in bicicletta, gli dice guarda hai la spalla sporca, il signore anziano con l'obiettivo di pulirsi allenta l'attenzione, il ragazzo gli sfila il portafoglio. Fin qui niente di male, nel senso che nel portafoglio c'erano 20 euro, quindi non tanti soldi, peccato però che poi la banca lo chiami e in realtà il ragazzo, come sempre purtroppo succede negli anziani, all'interno del portafoglio c'è il numero il PIN del bancomat e sono state portate via 1.500 euro, quindi insomma alla fine il signore anziano è rimasto veramente colpito da questa azione. Altra notizia di cronaca, c'è anche qui una truffa classica che succede purtroppo alle ditte, succede a una ditta anche qui di Brendola per esattezza, arriva la classica mail di una proposta di acquisto, una mail però che è una mail, possiamo definirla civetta in un certo senso perché è per tutto e per tutto giusta, corretta, peccato però poi che l'IBAN sul quale versare i soldi da parte dell'azienda sia un altro, è quello dei ladri, quindi in questo caso il titolare dell'azienda, il direttore generale per l'esattezza, ha versato ben 32.600 euro a un acquirente che in realtà esatto, non era lo stesso. Gabriella, allora tutte queste notizie assolutamente interessanti e anche di grande interesse per i nostri telespettatori le vediamo bene nel TG Vicenza di questa sera, che sarà piuttosto ricco di cronaca, e quindi insomma cerchiamo anche di essere utili per spargere la voce, per far sapere che ci sono individui senza scrupoli che si muovono tanto sul piano fisico quanto sul web. Gabriella, noi dobbiamo staccare perché fra poco arriva Zaia, dobbiamo andare a sentire le notizie da Padova. Se ci sono notizie importanti non esitare a richiamarci, per tutto il resto come dicevamo TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Rientriamo in studio, avvertiamo i nostri colleghi padovani che siamo pronti a ricevere il loro collegamento via Skype. Abbiamo un paio di minuti per sentire un'importante novità, una notizia davvero molto molto importante da Padova, dalla provincia di Padova in questo caso, perché è una cosa che riguarda
un'azienda di Abano Terme. Allora, Guido Barbato è qui con noi. Guido, abbiamo un paio di minuti prima di andare in pubblicità, ma sappiamo che la notizia è molto importante, raccontaci. Buongiorno, sì, la notizia è molto importante. La Fidia Farmaceutici, che esiste dal 1946 qui in territorio aponense, ha diciamo, fatto sapere, anche per rettificare in parte alcune comunicazioni, che lei dice di essere all'altezza e già produce da molto tempo vaccini non Covid, ma che non li commercializza, li produce per conto terzi. Quindi la disponibilità da parte dell'azienda a mettere in campo il suo bagaglio di competenze, che appunto, come vi dicevo, risale all'immediato dopoguerra, c'è, però questa produzione deve ovviamente rispettare gli accordi che il governo ha fatto con gli attuali partner internazionali che ci sono nel settore appunto farmaceutico della produzione dei vaccini. Quindi tanto per specificare, esattamente, loro non metteranno, eventualmente fossero chiamati in causa, in vendita un loro vaccino, ma lo produrranno per quei colossi della farmaceutica, certo, che avranno bisogno di essere supportati nella produzione. Dicevo appunto che hanno la possibilità di arrivare alla produzione anche di decine di milioni di dosi su base annua, hanno un fatturato che nel 2019 ha raggiunto i 300 milioni di euro, di cui più del 50% generato da produzioni destinate a paesi stranieri, Europa, quasi tutta l'Europa, gli Stati Uniti, il Medio Oriente. Quindi aspettiamo di sapere, di vedere. L'azienda non ha esattamente un'interfaccia che parla con i giornalisti, manda dei comunicati, ma già ha posto un chiarimento secondo me piuttosto importante. Certo, Guido, facendo una parafrasi, un piccolo riassunto, possiamo dire che l'azienda in provincia di Padova è pronta a produrre per conto terzi grandi quantità del vaccino anti-Covid. Naturalmente avere un produttore qui in Italia, in Veneto, pronto a fare questo passo potrebbe essere una garanzia per uno svolgimento più rapido delle operazioni. Naturalmente non dovrebbero più partire da altri siti produttivi, dovrebbero semplicemente partire dalla provincia di Padova per essere poi distribuite. È tutto un altro passaggio. Diciamo che si saltano parecchi gradini, potrebbe risultare tutto molto più rapido, anche in vista della necessità di accelerare le operazioni vaccinali in vista dell'arrivo della bella stagione. Più o meno è questo il sunto? È proprio così, tenendo presente anche che la Fidia ha un'altra sede produttiva a Noto, in Sicilia, in provincia di Siracusa, in Sicilia, dove quindi la cosa potrebbe agevolare qualora si arrivasse a degli accordi. Poi loro si riservano di valutare gli accordi, tutti i parametri di produzione richiesti sia dal governo che da chi ha ideato i vaccini, per poi prendere una decisione. Molto, molto importante questa notizia, poi la passeremo subito ai nostri colleghi che seguono la conferenza stampa di Zaia, in modo che se ne possa parlare, perché era già emerso in più occasioni il nome dell'azienda della provincia di Padova durante le conferenze stampa del governatore, quindi sarà importante capire cosa dice il governatore di questo tema oggi. Allora Guido, noi ti ringraziamo per questo importante collegamento, diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla diretta di Zaia per vedere quale sarà la risposta della regione a questa importante novità. Grazie, buon lavoro. Altrettanto, ciao, a presto. Torniamo in studio allora, questa è una novità davvero rilevante, ne parleremo con Zaia, col governatore Zaia, fra pochi minuti. Fra 8 minuti siamo in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, quindi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra poco. Bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti avremo il governatore Luca Zaia qui in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi nel nostro monitor di servizio vediamo già parecchio movimento attorno ai microfoni già pronti per la conferenza di stampa di Zaia, che oggi sarà particolarmente importante visti i temi, dalla zona gialla, zona arancione del Veneto, a una notizia che ci ha appena dato la nostra redazione padovana
padovana riguardante la possibilità di produrre i vaccini in provincia di Padova, proprio vaccini anti-Covid, quindi c'è molto di cui parlare. Prima però di andare a sentire la conferenza stampa di Luca Zaia, andiamo a vedere una nuova frontiera nelle cure proprio al Covid che ci arriva da Vicenza. È una sperimentazione clinica di fase 1-2 in cui vogliamo provare l'utilizzo delle cellule stromali mesenchimali, dette anche cellule staminali mesenchimali, su pazienti con polmonite da Covid. Una terapia cellulare per trattare i pazienti Covid, uno studio nazionale coordinato dall'Università di Modena che vede in prima fila anche l'Uslotto di Vicenza con una unità sperimentale appositamente creata. 6 in tutto tra centri e ospedali che partecipano allo studio, dall'ospedale Maier Careggi di Firenze, l'Università Milano Bicocca, dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, l'ospedale Covid di Milano Fiera. A supportare i centri per l'analisi dei biomarcatori l'Istituto Mario Negri di Milano e la Fondazione Centro di Ricerca Tettamanti. Il tutto autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Isoliamo queste cellule mesenchimali che sono presenti, molto rare, sono dei cloni, e tramite un processo che è stato messo a punto in questo laboratorio ne otteniamo alla fine 1 miliardo di cellule che viene messo in una sacca di criopreservazione ed è la dose che andrà infusa sui nostri pazienti. Cellule che vengono estratte da materiali come a Vicenza dal cordone ombelicale o come in altri centri dal tessuto adiposo, dal midollo osseo. Una quarantina i pazienti Covid da selezionare, di cui 10 vicentini di età compresa fino a 80 anni che provengono dai reparti di malattie infettive e pneumologia, quindi con problemi respiratori anche gravi causati dal virus, ma non ancora da terapia intensiva. Queste cellule sono in grado da una parte di fermare l'infiammazione e anche una funzione di tipo rigenerativo sul tessuto, quindi esplicherebbero tutte queste funzioni qua. Quindi riuscire a bloccare il danno polmonare, far sì che non avanzi il danno dovuto all'infiammazione, fa sì che poi ci potrà essere sul lungo termine, andremo a verificarlo, anche una migliore qualità di vita per i pazienti che escono dal Covid. Quindi importanti novità anche in ambito medico. Abbiamo sentito poco fa il nostro Guido Barbato in collegamento dalla sede dell'azienda figlia di Abano Terme, che si è detta pronta e disponibile a produrre i vaccini anti-Covid, naturalmente per conto terzi, quindi per i colossi che producono questi vaccini, però avere un'azienda qui in Veneto potrebbe accelerare di sicuro le procedure. Ne parliamo di certo perché è una domanda che salterà fuori di sicuro, sappiamo che verrà posta al governatore Zaia fra pochi minuti. Prima di andare da Zaia vediamo gli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus in modo da poterli poi confrontare con quelli che darà il governatore fra pochi minuti. Sono dati estremamente importanti e a voler proprio dire estremamente positivi, perché nel pomeriggio di ieri sono stati rilevati solo 306 nuovi casi, lasciateci dire solo perché è davvero importante questa situazione. 39.816 gli attualmente positivi in Veneto. Vi ricordiamo che sotto le feste eravamo a quota 90.000, oltre 90.000, quindi stiamo scendendo a un terzo di 3 settimane, un mese fa circa. 309.643 le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza, quindi in un anno praticamente, ed è un numero che sta rallentando, è una corsa che sta rallentando davvero molto. 261.000, questo invece accelera come numero, è il numero delle persone guarite. Purtroppo c'è sempre da fare i conti con i decessi legati al coronavirus, sono 8.788 dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che ormai, come sapete molto bene, è importantissima perché ci fa capire la situazione della sanità, e anche qui i dati sono positivi perché scendono in picchiata i ricoveri. 2.120 le persone ricoverate in area non critica, ed è un numero che insomma sta calando davvero in modo vertiginoso. 1.636 ancora positive, 484 che si sono negativizzate. 288 le terapie intensive impegnate in tutto il Veneto, di cui 257 con pazienti positivi, 31 che si sono negativizzati, 64 ricoverati in meno in area non critica, quindi un numero che continua, dicevamo, a scendere, e una terapia intensiva impegnata in meno, ma qui il discorso è diverso perché sappiamo che l'abbrivio sulle terapie intensive non è
non permette uno smaltimento rapido dei numeri come succede invece per l'area non critica, però già essere a 288 è un buon punto, ci servirà del tempo per arrivare a zero. Scende, anche se si vorrebbe vedere numeri molto più piccoli, anche il numero dei decessi, sono 25 le persone che hanno perso la vita con il coronavirus nel pomeriggio di ieri. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus, quelli nuovi arrivano fra un paio di minuti con il governatore Luca Zaia, anzi vediamo se abbiamo notizie dai nostri giornalisti sul posto, non ancora, quindi abbiamo tempo di dare un'occhiata anche a questa tabella che è molto interessante, ed è la tabella delle vaccinazioni. Ecco, ve la facciamo vedere grazie alla regia di Cristiano Facca e di Fabio Verin. Allora, sono le dosi somministrate, vedete, in tutto il Veneto a ieri sera, quindi aggiornate alle 18:30 del 27. Le dosi somministrate crescono in tutto il Veneto, si potrebbe far sicuramente meglio, ma sappiamo che c'è stato un blocco dovuto allo stop alle forniture. Magari la vediamo dopo perché arriva il Presidente, vi lasciamo al Governatore, vediamo anche l'assessore Lanzarini. Buongiorno. Oggi formazione completa, come vedete. Quindi oltre all'assessore Lanzarini ci sarà la dottoressa Russo che porterà il piano vaccini ricalibrato in base alle forniture, quindi potremo dare informazioni ai eventi circa le date rispetto ai target che verranno vaccinati, per quello che ha dato a sapere sulle forniture. Stamattina peraltro ci hanno già confermato che al 2 di febbraio arriveranno 46.250, mi sembra, se non ricordo male. Ve lo dico subito. Così 45.680 2 febbraio Pfizer, parlo sempre di Pfizer. E poi ci sarà il dottor Flor dopo di me che darà un punto nave per quanto riguarda un punto della situazione per quanto riguarda la situazione sanitaria, perché penso che sia anche doveroso dare uno spaccato di quello che sta accadendo ed è accaduto in questi 28 giorni. Allora andiamo veloci così recuperiamo. I test sono, nelle ultime 24 ore sono fatti 32.662 tamponi. Poi vedete i tamponi molecolari, ormai siamo a 3.700.000 e oltre, test rapidi sono 2,5 milioni e oltre. E nello specifico il risultato dei tamponi è questo: abbiamo nelle 24 ore trovato, ovviamente sta calando sempre di più l'incidenza, 572 positivi. Vi devo anche dire che è e poi vi verrà spiegato nelle prossime settimane, c'è sempre meno incidenza degli asintomatici, poi stiamo anche studiando questo aspetto, però ecco, per avere il dato completo, eccolo qua, l'incidenza dell'1,75%, quindi su 32.662 tamponi a 572 positivi, quindi 1,75. All'uopo vi ricordo anche che giovedì prossimo ci sarà il professor Baldo che porterà i risultati dell'indagine importante che abbiamo fatto fare. Voi sapete che siamo in parallelo con 2 indagini. Questa, sulla circolazione del virus su una popolazione, non interessata da contatti con positivi, eccetera, quindi quello che si dice un campione, indifferenziato, randomizzato, casuale, e quindi ci porterà i risultati. Dall'altro voglio anche ricordarvi che il dottor Rigoli parallelamente sta facendo quello della sieroprevalenza, quindi partendo dal sangue, vedendo che traccia c'è anticorpale nel siero dei nostri veneti su 20.000 campioni. Quindi, per farla in sintesi, lo dicevo anche ieri, per ricordare, il professor Baldo rileva la presenza del virus col tampone, terza generazione, abbinata anche peraltro al molecolare. Rigoli invece
il virus dove è passato, perché ha lasciato la traccia dell'anticorpo. E poi totale dei positivi ad oggi dal 21 febbraio, pensate, 309.909, questi sono i positivi dal 21 febbraio. Oggi peraltro vi ricordo che la data, tutti stiamo pensando al 21 febbraio dell'anno, ma oggi è quella della dichiarazione dello stato di emergenza, quindi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Se non sbaglio data a memoria era il 28 gennaio, la dichiarazione dello stato di emergenza, che ha aperto le porte poi a tutto quello che ne è derivato. La dottoressa Russo se lo ricorda bene perché ha presentato il piano, anzi prima il piano pandemico e poi tutte le operazioni. I positivi ad oggi sono 38.964, come dicevo ieri erano 44.000, non avendo più ingressi di positivi in maniera importante, le uscite sono maggiori, di gran lunga maggiori agli ingressi. I ricoverati, eccolo qua il dato, 2.369, questo è area critica più area non critica, però vi ricordo che l'area critica è comprensiva anche dei positivi, dato che non troverete nei bollettini nazionali, quindi troverete un dato più basso nei bollettini nazionali. Come sono suddivisi questi 2.369? Eccoli qua. 2.086 in in area medica, in area non critica, meno 99, sono uscite un centinaio di persone, sono state dimesse. Meno 7 in terapia intensiva, sono 283, sempre comprensivo dei positivi. Dei negativi. Sì, scusatemi, dei negativizzati. Grazie. Morti nelle ultime 24 ore più 52. I dimessi sono oltre 14.000. Io aggiungo solo che ieri avete visto è venuta la vicepresidente De Berti a parlarvi del tema trasporti e delle aperture. E stiamo seguendo con puntualità e anche con una certa preoccupazione il tema della ripartenza della scuola, perché comunque è movimentazione non indifferente di studenti e quindi di conseguenza interessa una parte della popolazione importante, dietro sono le famiglie, le frequentazioni eccetera. È innegabile che la letteratura scientifica internazionale dimostri in molti casi una correlazione tra l'apertura delle scuole e gli incrementi delle curve di contagio. Non ne facciamo una tragedia, però è bene sapere che ci portiamo in pancia sicuramente un livello di rischio maggiore. È ovvio che se si va dal rischio zero a star chiusi in casa ermetici a sottovuoto a andare all'estremo opposto, tutto libero. Di mezzo ci sono tante, atteggiamenti proporzionali, uno di questi è quello della riapertura delle scuole. Proprio per questo abbiamo recuperato un progetto della dottoressa Russo di fine novembre, forse ci ha lavorato anche prima, e che assieme ad altre regioni, in particolare la Toscana, ma lasciamo perdere questo progetto che deve ancora partire, ma c'è già tutto il progetto, nel senso che è già finanziato tutto, ma deve ancora prendere quota interregionale, e mutuiamo però il protocollo e facciamo dei controlli in progress a campione su dei distretti scolastici, sugli studenti, in maniera tale da monitorare anche lo stato di circolazione del virus anche nella popolazione scolastica. Ovviamente anche qui è coinvolto il professor Baldo, che è professore di igiene e insegna igiene e prevenzione, giusto, all'Università di Padova, e quindi la persona titolata a seguire questo progetto. So che il professore sta già lavorando, ci sta già lavorando, ci ha parlato la dottoressa Russo, ci ho parlato anch'io ieri sera, e quindi l'idea di fare un focus sulle scuole partendo da quel vecchio protocollo che avevamo già realizzato alla volta di novembre e approvato a dicembre. E, guardate, io direi di chiudere qui, e se non avete domande passo al dottor Flor. Prego. Alda Gonzan del Gazzettino. Scusa.
No, se ci può dire qualcosa di più di questi campionamenti, di questi test a campione sui distretti scolastici, quando sono state ancora pensando o se partiranno a breve? Non partiranno lunedì, ma partiranno a breve, nel senso che adesso il professor Baldo ve lo dirà quando, e poi con la dottoressa Russo presenteremo il progetto. L'unico passaggio fondamentale è quello del comitato etico per essere autorizzati a fare questo, però il protocollo operativo è già definito. Quindi una volta che il comitato etico regionale si parte, dice ok, voi partite con dei test nelle scuole tamponi a campione per capire se, fatta la riapertura, come circola il virus e anche le varianti, perché poi c'è tutto il discorso che vi dicevo ieri, che adesso anche l'Istituto Superiore di Sanità dice di lavorare fortissimamente sulle varianti, sull'isolarle, su correlarle ai sintomi e cercare di inquadrare le curve di contagio. Cioè, voi sapete che il Veneto, al di là di tutti questi fenomeni che sono rivelati grandi esperti di epidemiologia e di altro, non sto parlando di scienziati in questo caso, e il Veneto ha comunque avuto un'infezione molto particolare per l'andamento delle curve, che non è riconducibile a un colore di una zona o a un sistema sanitario, e per cui si sta lavorando tanto sulle mutazioni, e non è innegabile che a livello nazionale, alla luce anche di questo fatto, adesso l'indirizzo sia quello per tutte le regioni di lavorare sulle mutazioni. Del resto, se leggete la stampa, e la leggete anche nazionale o internazionale, ormai tutti i giorni si parla delle mutazioni. Invece per le scuole già aperte, quindi non le superiori che rientreranno lunedì, avete visto un aumento dei casi positivi che poi comportano la quarantena delle classi? O siamo stabili? Beh, magari dopo la dottoressa Russo ve lo dice, c'è un report. Beh, comunque abbiamo avuto oltre 4.400 situazioni in Veneto dove c'è stato almeno un contagio nelle scuole. Forse avevano isolati quando? 60.000? Sì, intorno ai 60.000, gli ultimi adesso sono 10.000. Microfono, per favore. Però adesso Quindi attualmente abbiamo 10.000 persone, ragazzi in quarantena. Sì, ovvio, ma non è che se si ritrovano in classe è inevitabile che se uno è positivo il processo è quello. Altre domande? Sì, nel frattempo si sono prenotati Malavasi e Marchiori. Prego, Malavasi, nome, cognome e testata. Grazie. Giorgio Malavasi, Gente Veneta. Buongiorno. Buongiorno. Due domande. Una, visto il cospicuo e buono ovviamente ridursi della pressione sugli ospedali, insomma, in questo mesetto si è ridotto di 1 migliaio, mi pare, circa di posti letto occupati, sì. Quindi un 30% abbondante. È pensabile, e mi pare di ricordare che qualcosa si fosse detto già qualche giorno fa, è pensabile che a breve ci sia una ripresa delle attività di lunedì l'ho già annunciato ieri l'assessore. Ah, ecco, ho perso la puntata. Se può ripetere in che termini, in che quantità e secondo che piano? Allora, lunedì mi sembra che oggi il dottor Flora ha già mandato la circolare o manda la circolare a tutti i direttori generali delle USL per aprire le agende e iniziare quindi a fissare gli appuntamenti. Riprendiamo tutta la specialistica ambulatoriale che era stata sospesa, che sono le visite a 30 e a 60 giorni, e anche tutta l'attività in libera professione intromenia. Oggi noi abbiamo un dato che sono di 90.000 prestazioni in sospeso e poi quelle che si aggiungeranno. Ok, grazie. L'altra domanda è se c'è qualche aggiornamento rispetto alla disponibilità delle aziende venete di produrre vaccini su licenza, ovviamente. Non ci sono aggiornamenti, nel senso che da parte delle grosse multinazionali al momento interesse non è stato espresso di volontà di delocalizzare ulteriormente le produzioni. Per dire, Pfizer mi sembra di aver capito che ha una business unit in Sicilia, però non c'è, hanno confermato che non hanno accordi in essere per sviluppare ulteriori siti produttivi. Stanno investendo in quelli che hanno, ci sono stati dei colloqui con Veneto Sviluppo, ma non da parte, diciamo, di queste realtà, delle realtà più piccole interessate a produrre. Però non c'è nulla di fatto in questo momento. Ok, grazie. Prego. Tocca a Marchiori, se qualche altro collega ha domande per il Presidente si prenoti, grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno.
Marchiori, Gruppo Media Nord-Est. A proposito di aziende venete, Fidia, l'azienda farmaceutica di Abano Terme, si è dichiarata attraverso un comunicato che ha diramato disponibile a produrre il vaccino anti-Covid per conto terzi. Però in questo chiede anche che sia previsto nel piano pandemico nazionale il coinvolgimento in un modo più strutturato di queste aziende per contrastare eventuali future emergenze sul generis. Allora, la mia domanda è questa: la Regione in qualche modo può intervenire a supporto di questa disponibilità? Sì, lo si può fare nella fase pre, giustamente come pone la questione Fidia, delle carte, del piano pandemico, di queste fasi qui, ma di certo noi non possiamo obbligare le multinazionali a venire a produrre qui. Considerate che poi il fatto che l'accordo lo facciano gli Stati membri per le forniture bypassa direttamente le realtà regionali, ma Fidia ha ragione, come hanno ragione le altre aziende qui in Veneto che danno la loro disponibilità, ma lo capite da soli che se è vero che siamo in un mercato libero, queste stesse grosse industrie venete hanno difficoltà ad avere la disponibilità a produrre, perché di fatto la casa madre, cioè la multinazionale al momento non risulta essere interessata, se no figuratevi se non avessero già messo in piedi dei siti produttivi, delle unità produttive. Grazie. Prego. Passerei la parola al dottor Floro, c'è qualcun altro? No. Dottor Floro allora, passo la parola per un punto sulla situazione sanitaria, prego. Vieni qua. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io volevo completare quelle due informazioni sul discorso della riapertura dell'attività, che non significa abbassare la guardia. È ragionevole, visto il calo di pressione che c'è sugli ospedali, pensare di riprendere con alcune attività che abbiamo spostato, che abbiamo rinviato o sospeso, ma ricordo, solo perché pensiamo di essere lunedì nella situazione in cui eravamo quando abbiamo sospeso. Un po' meglio forse siamo messi, no? Per come stiamo calando ora. Vi ricordo che le famose 5 fasce, in cui c'è il nostro piano che per ogni fascia prevede degli interventi, prevedeva che quando si entrava in fase 4 scattavano le chiusure. Ecco, noi oggi ci avviamo a rientrare in fase 3. La fase 3 vuol dire 1500 pazienti non in terapia intensiva e oggi siamo a 1599, quindi siamo molto vicini alla fase 3. Siamo in rianimazione, tempo reale, la rilevazione a 247 malati. Vi ricordo che il 1 gennaio eravamo 401, quindi questo è l'andamento della pressione di ricovero sugli ospedali. Il calo è consistente, 1100 malati positivi in meno, da 2730 a 1600, voi capite, sono 1100 malati positivi in meno negli ospedali. Questo vuol dire che liberiamo anche spazi, oltre che risorse e personale, ed è giusto che cominciamo a ragionare anche sulla ripresa dell'attività. Oggi abbiamo 539 malati in rianimazione tra Covid e non Covid, su una 539 su una disponibilità di 670 posti letto. Capite che abbiamo 130 posti liberi e quindi è ragionevole, però ne parleremo solo la settimana prossima anche per la riapertura dell'attività chirurgica che è stata rinviata, che è stata spostata, quindi andiamo con molta cautela, con grande attenzione, e per questo chiediamo di non abbassare la guardia a nessuno.
quindi non rimuoveremo i controlli all'ingresso degli ospedali, non rimuoveremo i varchi, non viene meno l'obbligo della mascherina, quindi non vogliamo affollamenti negli ospedali né nelle sale di attesa né nelle visite dei malati, dobbiamo tenere un livello di sicurezza, perché solo tenendo un livello di sicurezza potremo garantire di rimanere aperti e quindi di garantire cure. Quindi l'ospedale non deve assolutamente diventare un luogo di affollamento. Sulla previsione delle riaperture dico anche, non è che perché riapriamo bisogna che tutti adesso ci avventiamo sull'ospedale, lo facciamo con gradualità, lo facciamo in base al bisogno. Alcune persone le chiameremo direttamente noi perché hanno una prestazione che è stata sospesa, altri potranno accedere attraverso il CUP. Se in questi giorni c'è una iper richiesta al CUP, bisognerà anche capire che non possiamo telefonare tutti tra le 9 e le 11 del mattino, perché questi sono gli orari in cui si può magari telefonare anche nel pomeriggio e nel secondo pomeriggio, che è più facile trovare la linea libera. Noi faremo del nostro meglio per rinforzare anche questi servizi, ma chiediamo che non ci sia proprio una diluizione nel corso della giornata delle chiamate. Chiamiamo il pomeriggio, che è più facile trovare magari la linea libera. Domande? Alda Vanzani. Dottor Flohr, buongiorno. Solo per capire, quelli che avevano già fatto la prenotazione saranno richiamati, perché se non siamo chiari poi si rischia un ulteriore intasamento al CUP, si mettono tutti a chiamare. Quindi se può spiegare bene chi aveva avuto già una prenotazione, poi è stato richiamato dall'ospedale dicendo il suo intervento, la sua visita è stata sospesa, cosa devono fare? Allora, chi ha già una data per la data per la prestazione viene mantenuta. Chi viene mantenuta la data, se la data ovviamente a venire. Sì, ma se è futura, chi l'aveva ed è passata? No, allora, sono 3 le categorie. La categoria di chi ha l'appuntamento per il 2 febbraio, quell'appuntamento è mantenuto. C'è la categoria che ha semplicemente annullato la visita e questi devono richiamare, e invece ci sono quelli che hanno chiamato e sono stati sospesi dicendo chiamiamo noi. Sono le famose visite galleggianti o le prestazioni che teniamo in sospeso chiamati alla prima occasione. Questi esattamente sono le 90.000 che saranno tutti richiamati. In quali tempi pensa si possa arrivare a... Nome, cognome e testata, per favore. Allora, ci sono aziende che hanno poche persone da richiamare e quindi verosimilmente riassorbiranno la lista nel giro di 1 o 2 settimane, perché hanno davvero poche persone da richiamare. Ci sono aziende invece che hanno tante persone da soddisfare e richiameranno e magari impiegheranno anche 2 o 3 mesi per recuperare l'arretrato. Però io inviterei a vedere non la singola struttura o il singolo ambulatorio, ma se si telefona c'è anche la possibilità di avere la prestazione in una sede diversa da quella abituale, perché magari lì c'è ancora un impegno per il Covid, ma la prestazione ambulatoriale all'interno della stessa USL la garantiamo in un altro ambulatorio. Michela Nicolussi Moro. Buongiorno, Michela Nicolussi Moro, Il Corriere. Volevo chiedere al dottor Flohr se ci può ricordare quando sono state sospese le prestazioni, e poi, siccome tante persone vanno nel privato convenzionato, volevo capire, siccome anche il privato convenzionato ci aveva detto che a un certo punto aveva dovuto ridurre moltissimo le prestazioni per dare una mano agli ospedali, come siamo messi lì? Allora, la disponibilità la previsione di riapertura è per tutti, pubblico, privato convenzionato, quindi tutti da lunedì riaprono, quindi non c'è differenza tra convenzionato e pubblico. Una seconda cosa, il numero vero di prestazioni
lo capiremo fra una decina di giorni, perché vedremo le prenotazioni che ci saranno nei prossimi giorni, a quella forse la cifra vera che noi dovremo aspettarci anche in termini di arretrato. Le prestazioni sono state sospese il 7 novembre. Poi volevo chiederle se alla luce di questo calo importante dei ricoveri c'è in previsione di sospendere, chiudere, come dite voi, altri posti in terapia intensiva. No, non ho capito, cos'è che dovremmo chiudere? L'altra volta ci aveva detto che in virtù di questo calo dei ricoveri avevate deciso di chiudere alcuni posti in terapia intensiva, infatti siamo passati da 840, poi 700, adesso... Allora, dico subito, noi fino a 15 giorni fa avevamo 700 posti aperti e siamo arrivati al massimo a 660 malati. Oggi abbiamo 670 posti, perché 30 posti li abbiamo sospesi, non li abbiamo chiusi, spostati, li teniamo sospesi perché erano solo per Covid e oggi non abbiamo malati Covid. Non chiuderemo tanti altri posti di rianimazione, terremo una rianimazione potenziata e la manterremo potenziata, perché la diluizione dei 240-250 casi non è che li finiremo in pochissimo tempo, i malati Covid, e quindi avremo una maggior disponibilità di posti di rianimazione per le altre attività. Ultima cosa, scusate, volevo chiederle questo. Ieri mi segnalavano i medici che lavorano all'ospedale di Campo San Piero che loro sono già al 4° cluster all'interno dell'ospedale, e gli ultimi 2 cluster hanno coinvolto una trentina di pazienti ciascuno, molti dei quali trasferiti a Cittadella, che effettivamente il piano della regione prevede essere il secondo Covid hospital della provincia di Padova qualora ce ne fosse bisogno. Io volevo chiederle 2 cose: se state monitorando la situazione, a che punto siamo con questo cluster, e se, siccome ci sono molti letti liberi a Schiavonia, che senso ha fare metà Covid hospital a Schiavonia e metà a Cittadella? Ma allora, il senso è semplicemente quello di non lasciare aree sguarnite, perché voi sapete Schiavonia ha sopportato il peso di fare il Covid hospital per una parte importante dell'USL Euganea. Noi vorremmo riaprire le prestazioni anche a Schiavonia, perché oggi siamo nella condizione di farlo. Il discorso dei cluster dentro gli ospedali deve far riflettere molto, perché i malati sono tutti monitorati e controllati, e quando c'è un cluster avviene, di solito sono piccoli gruppi, avviene all'interno del personale. Mi risulta che siano positivi, che non ci siano ricoverati e che non ci siano malati gravi tra i dipendenti, ma semplicemente un numero di positivi, che è quello che noi troviamo sul territorio e troviamo in tutte le situazioni. Lo screening periodico rileva queste persone che ci sono all'interno di diverse situazioni. Avete sentito, abbiamo 12.000 studenti in quarantena e isolamento, abbiamo anche persone all'interno del servizio sanitario in quarantena e isolamento, la maggior parte risultano semplicemente positivi al tampone. No, ma non ho capito, dottor Flor, mi perdoni. I medici mi parlavano di pazienti che si sono infettati dentro l'ospedale di Campo San Piero. Lei invece mi sta parlando di personale? No, allora questo può capitare tra il personale e può capitare... No, ma nello specifico caso, come siamo messi a Campo San Piero? Allora, vi dico subito, i pazienti vengono tutti tamponati prima dell'entrare in ospedale. Con molecolare. È capitato, non solo a Campo San Piero, che 2 giorni dopo il ricovero un paziente risulta positivo e sviluppa sintomi. Quando noi ci accorgiamo su quel paziente, facciamo il tampone a tutto il reparto. Ed è capitato a Campo San Piero, come in altri ospedali, che in queste situazioni troviamo altri 5, 6, 4 persone che sono positive. Questo capita. È capitato in altri ospedali, sa benissimo, anche in qualche reparto chirurgico, reparto che non ha niente a che vedere con reparti Covid,
è ovvio che spostiamo gli ammalati positivi nei reparti Covid. Infatti noi distinguiamo i reparti dove ci sono malati positivi e dove invece ci sono malati che si sono negativizzati. I negativizzati li possiamo mettere in qualunque reparto medico o chirurgico, i positivi li portiamo nei reparti Covid. Allora, la situazione... Quindi non c'è un cluster a Campo San Piero, avete già risolto? No, allora, cluster, basta che siano 4 persone in un reparto, le dobbiamo prendere e spostare in un reparto Covid, non c'è niente da fare. Presentiamo un report. Comunque c'è una verifica in atto. Ah, ecco perché se no non capisco. Ieri sera io ho sentito come questa notizia, insomma ieri anche l'Alda Vanzana aveva sollevato questo problema, sentendo il commissario Scibetta stavano già quindi prima facendo tutta una verifica interna con degli audit per ricostruire anche tutti i percorsi. Appena avremo i dati, quindi vi comunicheremo i dati. Ecco. Comunque i casi sono due, o si positivizzano dopo il tampone o si beccano il Covid da chi viene da fuori, può essere l'operatore o un visitatore. Sì, ma Presidente, scusami, io non voglio insistere, però raccolgo anche l'appello dei familiari dei medici. Nel momento in cui in un ospedale, in un Covid hospital, si manifestano 4 cluster nel giro di qualche mese, gli ultimi 2 dei quali con 30 pazienti contagiati dentro l'ospedale, forse c'è qualcosa che non va nell'organizzazione. È solo questo che sto chiedendo, non c'è nessuna polemica. No, io non ho recepito una polemica. No. Insomma, zero assoluto. Cioè, dico semplicemente che nel momento in cui c'è il virus, le modalità per cui il virus entra sono o entrano con il paziente o entra con gli operatori, punto. Non c'è altro da dire. Dopodiché, quali sono le modalità? E ora, i pazienti sono tutti tamponati col molecolare, quindi vengono presi in carico. I pazienti sono tamponati col molecolare, quindi vengono presi in carico in via ipotetica come negativi. E questa è la prova provata che anche il molecolare può fallire. 2, gli operatori vengono tamponati ogni 4 giorni con cosa abbiamo? Il rapido, la terza 7 giorni, non so, adesso non so neanche, forse Cittadella fa già la terza generazione con l'Umira. Sì, tutti adesso fanno la terza. Ecco, quindi che è equiparato al molecolare. Quindi se parte del cluster vuol dire, tu dici le modalità, se hanno applicato i protocolli, non so, vuol dire che i protocolli non funzionano, non so, ma questi sono quelli che si utilizzano, non è? No, ma guardate, allora la cosa è molto semplice, in ospedale come in qualunque posto ci può essere un asintomatico che ha fatto il tampone 4 giorni prima, che contagia persone e lui rimane asintomatico. Quando ce ne rendiamo conto noi abbiamo 7, 8, 12, 14 persone. Non è tanto che sia capitato 4 volte in alcuni mesi. È capitato in qualche ospedale, è capitato 3 volte anche in un mese. Questo, e non c'è niente da nascondere, li sapete benissimo che ci sono stati dei focolai in reparti che assolutamente non hanno niente a che vedere col Covid. Probabilmente un asintomatico è in grado di portare dentro un reparto e nel giro di pochissimo tempo un'infezione, un focolaio, perché quando abbiamo più di 3 persone cominciamo a pensare che dobbiamo tamponare tutti, no? Non le 3 persone, insomma, se hanno convissuto 3 o 4 giorni si fa presto a capire quello che può capitare. Aspettiamo il report. Bene. Se Michele ha finito, si era prenotato Albino Salmaso. Sì, ma è una domanda a cui avete già risposto. In ogni caso volevo chiederle questo, dottor Flor. Cioè il fatto di aver dal 1 febbraio riaprire le attività negli ambulatori lascia intendere che la fase di emergenza più dura probabilmente è superata. Cioè lei predica prudenza, però a leggere i dati del report quotidiano, cioè se su 32.000 tamponi, 33.000 quasi, abbiamo 572 positivi e un tasso pari all'1,75, se confrontiamo questi numeri con quelli di un mese fa, c'è da dire che o i veneti scoppiano di grande salute oppure è successo qualcosa di veramente eccezionale e straordinario. Ecco, sotto il profilo sanitario,
siamo passati da una fase di emergenza durissima ad una fase che vede il Veneto tra le migliori situazioni in Italia. Ecco, come è maturata questa svolta? Ce la può riassumere brevemente e siamo sicuri che questo trend durerà come tutti ci auguriamo? Ma perché invece, perdona se approfitto della tua domanda, rispondo con una battuta. Invece di chiederlo a noi, andate a chiedere a tutti quei fenomeni che facevano lezione a dicembre davanti alle difficoltà del Veneto. Dove stanno a chiedere loro perché calete? Sono gli stessi che dicevano a inizio gennaio che bisognava fare il lockdown per salvare il Veneto. Ma perché quei fenomeni non hanno titolo scientifico per parlare? Qualcuno rappresentava anche il governo, perdonami, perché quando facevate gli articoli li pompavate perché erano sottosegretari di un governo, no? E quali sottosegretari? Ora è un problema di memoria, se è un'altra roba. Insomma, io ho fatto una domanda di... Scusatemi, abbiamo avuto 3 sottosegretari di questo ex governo che hanno dichiarato che era tutta sbagliata la politica sanitaria di questa regione, addirittura accampando l'idea che la scelta delle aree non fosse dell'Istituto Superiore della Sanità ma fosse del Veneto. Fin qua ci siamo tutti? Addirittura illustri esponenti sempre di quella parte politica a inizio gennaio hanno detto: siccome il 7 finisce il tema delle zone natalizie, no? Dove il Veneto deve andare in lockdown perché sennò sarà un disastro. L'Istituto Superiore della Sanità non ci ha dato il lockdown, non ci ha dato la zona rossa e noi abbiamo avuto i nostri dati precipitati. Quindi venite a chiederlo a noi, andate a chiederlo a questi a questo punto, no? Non è che io voglio polemizzare con lei, noi siamo con te, appunto, io sono contento che, come dire, le previsioni del Veneto chiedere a noi ma è un fenomeno. Ma scusate, guarda, prendo Nicolussi Moro, perdonami, come la tua. Allora, se vogliamo, come si può dire, far finta che il problema sia un problema ingegneristico, allora vi dico, allora, il Covid è un fenomeno naturale. Appunto, questo era, non c'è nessuna... No, ma scusami, è un fenomeno naturale, nessuno ha la verità in mano e quelli che la vendono sono tutte persone che non rischiano nulla a parlare a vanvera. Perché se parlo io per la dottoressa, dottor Flor o l'assessore, il giorno dopo la procura può dire: scusi, ma lei aveva detto questo. Siccome noi rispondiamo e parliamo per atti, quindi anche rispetto ai focolai, io dico negli ospedali, si fa l'impossibile, si fa la miglior soluzione, si trovano i protocolli, si fanno i tamponi, si prova, però stiamo parlando di un virus, Non stiamo parlando di prendere un moccio e tirare sull'acqua che è caduta. Quindi stiamo parlando di un virus. Non possiamo neanche far sempre passare l'idea che tutto è contenibile. E proprio per questo dico, a dicembre abbiamo avuto questa curva che è inspiegabile. Se tu pensi più o meno alle terapie intensive di marzo e il 50% di più ricoverati, e poi la roba, andate a vedere la curva delle terapie intensive, è una perpendicolare. A voi sembra che un fenomeno naturale possa avere una perpendicolare, a me non mi pare. Tanto è vero che lo stesso Istituto Superiore della Sanità dice: dovremmo capire cosa hanno pesato le varianti, ma ancora oggi non lo sappiamo, quindi questa è la risposta. Certo, magari aver chiuso la scuola può aver inciso nel far abbassare drasticamente i contagi. Guarda, è una domanda di fondo. Io sai perché non te l'ho detto? Perché poi viene sempre fuori che ci vantiamo. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che la comunità scientifica ci indicava di fare. Fortunatamente forse abbiamo fatto delle scelte giuste, probabilmente il virus come è arrivato se n'è andato, Cioè non è che resta all'infinito. La peste a Venezia nel 1630 è arrivato all'invernata, ha rifatto l'anno dopo, 80.000 morti, fine, che ha fatto la Basilica. Questo è accaduto, Se ne va sto virus. Guardate, è un fenomeno naturale. Perché io mi agito a volte? Perché a volte c'è il pensiero di essere immortali, invincibili e di riuscire a controllare tutto. Non è così. Magari fosse così. Guardate che New York ha fatto le fosse comuni, certo. Johnson ha più di 100.000 morti, la Germania, che tutti decantavano come la realtà sanitaria migliore del mondo nella prima fase, adesso non ne viene più fuori. Ieri la Francia ha annunciato, lo dico ai veneti che ci ascoltano, che non pensino che sia finita qui la storia del contagio. Ieri la Francia ha annunciato un lockdown durissimo, certo. E quanti mi dicevano: ma la Francia tiene le scuole aperte, ve lo ricordate questa frase qui? Però la Francia ha tenuto le scuole aperte a differenza dell'Italia. Sì, lockdown durissimo. Questo paese, guardate, non lo potrei anche politicamente, sto dicendo qualcosa forse anche contro di me, questo paese è riuscito ad arrivare fino ad oggi senza fare il lockdown, adottando la politica delle zone.
Germania lockdown, Gran Bretagna lockdown, Francia lockdown, Spagna sta tornando dentro il lockdown, quindi penso insomma, che proprio tutti questi danni non li abbiamo fatto. Scusami, Luciano, vai. No, c'è da dire che una causa sola o due cause sole, forse solo gli scienziati che dicono tutto il contrario di tutto le conoscono. Io no. Io dico che noi non abbiamo avuto il lockdown, non siamo stati zona rossa, perché qualcuno predica che solo la zona rossa può risolvere il problema. Noi non siamo stati zona rossa. Quindi abbiamo dei fenomeni che non hanno una spiegazione, anche la diversità di come si è diffusa l'epidemia all'interno della regione e rispetto a regioni molto vicine a noi, no? Differenze che non sono spiegabili, che magari hanno fatto anche una chiusura che noi non abbiamo fatto, e quindi ci sono delle cose che non sono facilmente spiegabili con un unico motivo. Di sicuro noi abbiamo un enorme lavoro silenzioso della prevenzione, del tracciamento, del territorio che ha monitorato un fracasso di situazioni, di isolamenti, di gente in quarantena e monitorata, di tamponi per screenare situazioni dubbio, difficili. Ecco, questo è un lavoro silenzioso di cui non si parla, enorme su tutto il territorio, che forse in questo momento è giusto riconoscere, perché in questo momento stiamo raccogliendo i frutti anche di quel lavoro di cui non si parla mai, perché potete fare le zone ultra rosse, adesso come non mi ricordo più come la chiamate l'Europa, ma guardate che se non c'è un duro rosso scuro, no, se non c'è un duro lavoro sul territorio per contrastare l'epidemia, e quello prescinde dalla zona, dalla classificazione. Noi continuiamo a far vedere quante persone abbiamo in isolamento, quante ne abbiamo in quarantena, quante persone sono a domicilio, quante ne troviamo ogni giorno. Quello è il lavoro che non viene captato come lo sforzo del servizio sanitario, perché anch'io per primo parlo sempre dell'ospedale, no? Perché fa impressione il numero dei ricoverati, il numero delle rianimazioni, però guardate che noi abbiamo altrettanti malati curati a casa. Abbiamo ogni giorno persone che fanno tamponi, che vanno in giro a vedere situazioni a rischio, a bloccare catene di trasmissione, che diamo disposizioni bloccando qualcuno dove si è verificato un caso sospetto. Ecco, io credo che questo sia un lavoro che oggi va riconosciuto e ha dato i risultati che abbiamo oggi. Quanti ne avete a casa, dottore, mi scusi? Abbiamo ancora circa 2000. Vabbè. No, apprezzo la vostra modestia, pensavo che qualcuno avesse il coraggio di dire che il Veneto non ha fatto gli stessi errori della Lombardia, che ha ricevuto per 54 volte delle letterine e poi probabilmente, so che su questo Presidente abbiamo forse delle idee diverse, ma comunque è una garanzia. Benissimo, per fortuna è arrivata da Moratti, ecco. È avanti. Però guardate, il dottor Flora ha detto una roba che è la verità. Vi dico solo sto cameo e dopo verrà il professor Baldo e vi dà il resto. Grazie al lavoro del contact tracing, che oggi lo chiamiamo il paradosso della virtuosità, perché ci hanno sputtanato per 2 mesi perché trovavamo più positivi di tutti, il lavoro di verifica della circolazione del virus ci permette di dire che abbiamo anche avuto difficoltà a trovarlo, perché isola, poi siamo arrivati al fatto che insomma abbiamo galoppato tanto nel territorio per andare a trovarli, perché li trovi ai Covid point quelli che hanno i sintomi, perché siamo talmente organizzati che uno gli viene il raffreddore subito al Covid point, quindi avete capito che lavorone è stato fatto. Passo la parola alla dottoressa. Scusa, volevo dire che domani c'è la dottoressa Scroccaro, che è il nostro riferimento per i farmaci e anche riferimento AIFA, e per parlare di cure domiciliari volevo solo annunciarvi questo. Io chiedo scusa. Mi scuso con la dottoressa Russo, ma devo andare. Un attimo solo, c'era prenotato Malavasi per una domanda. Scusami Malavasi, io vado. Sì. Grazie. Solo un dettaglio a proposito del rosso scuro.
Mi pare, se non dico una sciocchezza, che ci sia qualche difficoltà per i lavoratori che devono andare in trasferta all'estero perché riconosciute dall'Europa, cioè devono sottostare a misure di quarantena, di ulteriori. C'è ancora? È un'ipotesi? Allora là nelle aziende dove circolano queste voci vanno smentite. Ok. Allora, scusate, buongiorno. No, allora, questa è la storia del rosso scuro, vorrei chiarire un attimo. Allora, una cosa è la stadiazione di rischio che abbiamo a livello nazionale e che divide i vari scenari in rapporto ad un sistema di indicatori molto complesso, di cui abbiamo parlato più volte, che riassume quella che è la situazione epidemiologica di una regione rispetto a un'altra. Un'altra cosa è invece l'individuazione di un parametro, quello che è stato riportato, che è legato all'incidenza, che è un parametro, cioè il numero di positivi standardizzato su 100.000. È chiaro che per poter confrontare i diversi paesi europei si è scelto un solo parametro e si sono fatte, come spesso accade, una serie di colori legati ad una scala, ok? Che va dal colore più chiaro a quello più scuro, ma è un parametro, non c'entra niente col fatto di mettere uno Stato, una regione, un paese in una, diciamo, categorizzazione di scenario epidemiologico. Lì hanno fatto un confronto in quel momento su quella che era l'incidenza nei diversi paesi, all'interno dei paesi, quelle che erano le incidenze più alte in determinate regioni. E si è visto che in questa scala, che andava dal colore più tenue a quello più marcato, il Veneto in quel momento aveva un'incidenza di, non mi ricordo, 600 su 100.000, ma è una fotografia di quel momento. Io vi dico che oggi il prossimo report che uscirà ufficialmente dice che il Veneto ha un'incidenza di 156 su 100.000, quindi questo è un parametro che si misura nel tempo, può essere un'incidenza settimanale, un'incidenza quindicinale, un'incidenza mensile, va poi catalogata e confrontata con analoghe incidenze nello stesso periodo. Però confondere il colore di un parametro a secondo della sua gradazione rispetto a una classificazione epidemiologica di rischio è completamente fuori, cioè le due cose non sussistono. Noi adesso aspettiamo, come ogni settimana, la valutazione sulla base dei 21 parametri e vedremo dove, insomma, ci andremo a collocare, ma come ha detto il dottor Flori, i nostri parametri fortunatamente sono tutti in discesa, ecco. E questo, insomma, ci fa stare tranquilli al di là del colore per quello che è la situazione sanitaria. Allora, intanto vi volevo, insomma, presentare un attimo, d'accordo con l'assessore e col direttore, quello che è l'andamento del piano vaccino, del piano vaccinale contro il Covid. Allora, volevo fare brevemente il punto della situazione e quello che sarà e quello che noi stiamo mettendo in campo in termini di programmazione per garantire l'avanzamento del piano e quindi la protezione della popolazione. Allora, abbiamo gli ultimi dati alle 11 di stamattina sono che abbiamo fatto in totale 145.619 dosi di vaccino e nell'ambito di queste dosi 33.926, ma poi vi vedremo la tabella, quindi quasi 34.000 dosi sono seconde dosi. Ciò significa che 34.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale. Queste persone sono soggetti della popolazione target che era compresa, diciamo, nella cosiddetta fase 1, che rispecchia naturalmente quella nazionale, che sono operatori del servizio sanitario regionale o del servizio sanitario privato accreditato, comunque personale sanitario, e soggetti che si trovano all'interno delle strutture residenziali per anziani che possono essere ospiti oppure operatori e quindi rientrano nella prima categoria. Il nostro piano ha avuto come dappertutto una battuta d'arresto legata alla diciamo, fornitura ridotta che ci è stata data dalla Pfizer, però
anzi l'altro ieri è arrivata una nota da parte del commissario Arcuri che ci dà una programmazione di quelle che sono le dosi di vaccino che arriveranno per tutto il mese di febbraio. È chiaro che a questo punto il fatto di avere la possibilità di programmare sulla base delle dosi che ci arrivano ci dà l'opportunità di dire anche come procediamo. Allora, il come procediamo ha due tipi di indirizzi che sono legati da un lato appunto al numero delle dosi, dall'altro al tipo di vaccino che noi abbiamo a disposizione. Al momento abbiamo a disposizione prevalentemente il vaccino della Pfizer, che abbiamo detto ha bisogno di un certo tipo di conservazione, ma anche di ricomposizione di ricostituzione prima della somministrazione. Quindi questo implica che viene e può essere utilizzato prevalentemente nelle strutture e negli ambulatori vaccinali di sanità pubblica e non invece da dare ai medici di medicina generale, perché costituirebbe un lavoro e un aggravio che non ne consente la facile somministrazione. E poi abbiamo un piccolo quantitativo che ci viene dato del vaccino Moderna. Il vaccino Moderna, anche questo, deve avere un certo tipo di concentrazione, di conservazione, deve essere utilizzato in un certo arco di tempo. Quindi 2 vaccini che al momento vengono affidati per quanto riguarda la somministrazione alla sanità pubblica. Che cosa come ci stiamo organizzando? È chiaro che dobbiamo chiudere la fase 1, che è quella degli operatori sanitari e delle strutture residenziali, ma nel contempo nella fase 1 sono compresi anche i soggetti ultra ottantenni. Allora, quindi c'è una fase 1A, e una fase 1B, che è quella degli ultra ottantenni. Per noi è importante quindi cercare di proteggere tutti quelli che abbiamo già iniziato a vaccinare, ma cominciare anche con la popolazione generale, quindi con queste coorti. Quindi sulla base delle forniture che ci verranno date a partire dalla prima settimana di febbraio avremo la possibilità di completare entro la prima settimana di febbraio, la prima settimana e un po' debordando nella seconda settimana di febbraio, tutti i cicli iniziali che abbiamo avviato. Ci mancano 76.000 dosi, quindi queste riusciamo a completarle, perché complessivamente fra Pfizer e Moderna nel mese di febbraio è prevista la consegna di 250.000 dosi. Quindi 250.000 dosi. No, in tutto il mese. In tutto il mese di febbraio. Tutto il mese di febbraio 250.000 dosi. Allora ce ne mancano 76.000 all'incirca per chiudere i primi 110.000 che abbiamo vaccinato, circa 80.000, e poi cominciamo a fare gli altri della fase 1 che ci mancano, che sono altri 100.000. E questo ci dà però la possibilità di avere, se le consegne saranno rispettate, se naturalmente la programmazione che ci è stata comunicata ufficialmente verrà rispettata, di cominciare a far partire le lettere che abbiamo già pronte, l'abbiamo già detto, per i nuovi ottantenni, coorte del 1941. Ok? Allora, cominciamo. Come? Adesso ci arrivo. Allora, sì, la Corte del 1941 che volevamo appunto avviare a partire dal 15 di febbraio, perché a quel punto avremo il tempo intanto di invitare le persone, perché è chiaro che dobbiamo dare questo lasso di tempo, di consolidare quanto c'è stato programmato, c'è stato anticipato in termini di arrivo, perché anche questo è estremamente importante, e quindi cominciare con la vaccinazione dei nati del 1941. In contemporanea però abbiamo detto un'altra cosa nell'ambito della nostra programmazione, che avremmo sì considerato gli ultra ottantenni, ma che nella valutazione di rischio, poiché
sappiamo che tutti i soggetti che vanno, diciamo, che sono ricoverati in ospedale, la maggior parte che purtroppo hanno le maggiori complicanze, hanno una fascia d'età che parte dai 75 anni, noi vogliamo partire anche con i 75 anni. Quindi avvieremo un tipo di strategia vaccinale parallela che considera la coorte a partire dai nuovi ottantenni che sono i nati del 41 e la coorte del 46, con un processo parallelo che porta al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo. È una strategia vaccinale che abbiamo adottato anche in passato a seguito di emergenze, il 2008 per quanto riguarda la meningite, se vi ricordate, altre, dove abbiamo, insomma, siamo partiti con la vaccinazione di coorti parallele per arrivare al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo. Quindi in sintesi sarebbe, per quanto riguarda il 41, cominciare la chiamata a partire dal 15, la settimana dopo cominciare a chiamare i nati del 46, quindi i nuovi 75enni, il primo sperando sempre la premessa che ho fatto prima, che ci siano i vaccini, dal 1 di marzo la coorte del 40, quindi andare verso gli 81, 82 eccetera, e invece per quanto riguarda procedendo dai 75 la settimana successiva, quello dell'8, la coorte del 45. Questo, se questa sarà la velocità. È chiaro che potrebbe intervenire, speriamo in maniera favorevole, uno, l'aumento delle dosi che sono state previste per quanto riguarda questi due vaccini, ma l'entrata in campo di AstraZeneca. AstraZeneca potrebbe cambiare completamente, diciamo, la velocità delle cose, perché a quel punto sarebbe possibile poter usufruire anche, diciamo, dell'apporto dei medici di medicina generale e quindi ampliare il numero di coorti e raggiungere più velocemente la protezione per quanto riguarda questa fascia di popolazione che va dai 75 anni in su. Se invece AstraZeneca dovesse avere un limite, nel senso che viene diciamo, autorizzata per una popolazione di età inferiore ai 65 anni, ai 70 o ai 60, allora lì dovremmo orientare l'utilizzo di questo vaccino per principalmente le categorie a rischio dei soggetti che sono al di sotto di quell'età limite per cui viene ad essere autorizzato. Allora, la nostra programmazione quindi è in linea con quella che è la priorità definita dai piani pandemici, quindi operatori e soggetti a maggior rischio. Però nell'ambito di questo tipo di programmazione abbiamo pensato di poter estrapolare da queste forniture delle forniture diciamo più ridotte per poter vaccinare dei soggetti che riteniamo essere dei gruppi particolarmente fragili, che invece prescindono dal discorso dell'età, che possono essere gli oncologici. Adesso vedremo con quale tipo di stratificazione, quelli che in questo momento, a giudizio dei centri che li stanno seguendo, possono essere più a rischio, quindi sono all'incirca 20.000 soggetti dai dati che ci sono stati forniti, e quindi potremo fornire ai centri che seguono questi gruppi di pazienti via via che abbiamo disponibilità di 2.000, 5.000, 8.000 dosi, in modo tale da poter mettere in sicurezza questa fascia di popolazione. E un altro tipo di valutazione lo stiamo facendo per quanto riguarda i trapiantati o quelli in attesa di trapianto, quindi anche lì numeri più piccoli che potremmo cominciare diciamo, a mettere in sicurezza da queste forniture insomma, che ci arrivano. Quindi una strategia che sì segue il piano, ma che tende anche a mettere in sicurezza diciamo, dei piccoli gruppi target che sono particolarmente a rischio. Questa è la nostra programmazione. Adesso insomma, la definiremo nel dettaglio anche con le aziende, questa è un po' la tempistica, e via via che avremo la disponibilità del vaccino naturalmente può cambiare la velocità, speriamo in meglio. Questo per quanto riguarda diciamo, la nostra programmazione. È chiaro che sta andando avanti anche la campagna di formazione, molto ci hanno chiesto anche di essere formati coloro che ci aiuteranno invece per l'altro target che non abbiamo menzionato, che è quello dei servizi essenziali, perché nella fase 2, oltre alla popolazione generale di cui abbiamo parlato, soprattutto gli anziani, abbiamo da tenere in considerazione i servizi essenziali, che sono poi
essenziali perché devono nelle condizioni di emergenza mantenere l'integrità della società. Lì avremo la possibilità di poter usufruire per le strutture, per diciamo, le categorie di lavoratori che ce l'hanno, del supporto dei medici competenti, quindi affideremo ai medici competenti il quantitativo di vaccino necessario per vaccinare quei lavoratori, e stiamo predisponendo una sorta di protocollo d'intesa, perché è normale che le procedure, la registrazione, la tracciabilità del vaccino, la segnalazione di eventuali reazioni deve essere in linea con tutto quello che noi facciamo per la popolazione generale, quindi in tutte le sue declinazioni. Quindi questo è l'altro. È chiaro che anche lì la presenza di AstraZeneca, che è un vaccino che è sicuramente destinato, diciamo, anche per popolazioni di età più giovane, sarebbe il vaccino che ci aiuterebbe a vaccinare velocemente anche la popolazione generale che lavora nei servizi essenziali. Questa è un po' in linea di massima, insomma, la nostra programmazione. Ci tenevamo a farla presente anche per dare un messaggio, insomma, di continuità di quello che è il piano vaccini. Solo una cosa rispetto ai medici di medicina generale, i medici di famiglia. Noi li abbiamo già contattati, abbiamo già fatto incontro sia con l'ordine dei medici che con le sigle sindacali. Loro sono chiaramente disponibili a partecipare alla campagna vaccinale, dipende chiaramente dalla tipologia di vaccino, perché deve essere un vaccino non ricostituito, che non ha la catena del freddo, insomma, come i primi 2 vaccini, e stiamo cercando di chiudere con loro, insomma, un accordo che segue un po' quelli che sono anche i parametri oggi, insomma, legati al vaccino antinfluenzale. Però siccome è in corso anche una trattativa nazionale e a livello nazionale si voleva avere un accordo nazionale uguale per tutte le regioni rispetto appunto parametri da inserire in questo accordo, siamo anche in attesa di capire se c'è un'evoluzione da questo punto di vista, per essere pronti qualora appunto ci fosse la disponibilità di vaccino, di iniziare anche con loro i rispetti soggetti che possono e che sono in grado di vaccinare, insomma, però successivamente. Certo. E quale sarebbe il compenso questa volta? Non hanno parlato ancora a livello nazionale di compenso. Ci sono regioni, voi sapete, che hanno tenuto i compensi legati a quanto percepito per l'antinfluenzale, però siamo in attesa di capire, insomma. Scusate, andiamo con ordine. Se apriamo le domande, cominciamo con la Marchiori. Sì, buongiorno dottoressa, mi scusi, una cortesia, siccome ci stanno arrivando moltissime telefonate proprio nel corso della diretta da parte di persone soprattutto anziane, se gentilmente potesse ripetere brevemente le fasce d'età e il percorso vaccinale in modo che sia un po' più chiaro, perché hanno un po' di confusione. Allora, abbiamo detto che questa è una programmazione legata a quello che ci è stato finora, insomma, assicurato che arriverà. Allora, per quanto riguarda la popolazione generale, perché penso che questa sia, insomma, la cosa più importante, noi pensiamo di partire con l'avvio della chiamata degli ultra ottantenni dalla settimana del 15 febbraio, con la chiamata dei nati del 1941. Solo il 1941 per quella settimana lì. Ve lo dico subito perché vi dico il numero delle coorti. Sì, adesso vi dico subito. Il 41, i nati del 1941. La coorte, la chiamata va sempre fatta per coorte. Sono 43.346. 43.300. Sì, sì. Grazie. Tenete conto che su questi 40.000 ci può essere qualcuno che è stato vaccinato perché è dentro le case di riposo. Quindi questi sono quelli che cominciano ad essere chiamati a partire dalla settimana del 15. La settimana successiva, poiché abbiamo detto, quindi la settimana dal 22, poiché abbiamo detto che andiamo in parallelo con 80-75, cominciamo a chiamare i nati del 1946.
Solo 46. Andiamo per coorte e sono quelli che sono in numero di 46.371. Primo marzo avevamo detto cominciamo a chiamare quelli del 40. Che sono? Aspettate un attimo, 40.500. 40.500? Sì. E poi quelli del 45 che sono 46.700. Allora, è chiaro che cosa vuol dire questo? Vuol dire che diverse linee, sì, diverse linee però vaccinali vengono aperte perché via via chiami i primi, poi questi deve dare l'appuntamento per la seconda, ok? Quindi poi segue la sua tempistica. La velocità di progressione nel completare una coorte dipende dal vaccino che avremo. Ecco. E poi si scende. E poi si scende, certamente. Si va, infatti, sì, e poi... Ecco, questo è un po' fino al raggiungimento delle coorti. Come? Nel caso in cui arrivasse, hai perso il controllo della nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini, nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini e quindi non ci fosse più la difficoltà, siamo senza materiale. Cominciamo a chiamare le altre coorti. Certo, e voi pensate di concludere tutto per quando? Non lo possiamo dire questo perché dipende dal numero di vaccini che avremo. Impossibile, cioè adesso è veramente difficile. Se vacciniamo 1 milione di persone al mese impieghiamo 4.000. Sì, cioè... Dovremmo avere 1 milione di vaccini. Diciamo che abbiamo tenuto una velocità altissima quando è partita la vaccinazione, eravamo sulle 6-7 mila dosi al giorno e adesso diciamo che dipende. Poi se avremo i vaccini avremo anche più forze in campo, come diceva l'assessore, i medici di base, le farmacie, tutto quello che possono essere, tutti quelli che ci possono aiutare, ma è chiaro che dipende dal vaccino. Dottoressa, quanti sono? No, nessun problema. Una domanda tecnica. Dove vanno queste persone? Vanno le chiamate voi, vanno negli ambulatori oppure nelle strutture che i comuni stanno attrezzando? Beh, è la stessa cosa. Allora, diciamo che la chiamata viene fatta, l'abbiamo detto più volte, attraverso un invito nominativo, come sempre, che viene destinata alla coorte, quindi a tutti i soggetti appartenenti a quella coorte. La persona che riceve l'invito nominativo avrà anche l'indicazione del giorno e dell'ora e di dove recarsi. Ogni azienda ULSS ha trovato dei siti dove convogliare le chiamate delle persone nel rispetto di quelle che devono essere le misure naturalmente necessarie per questo periodo. Quindi stiamo ricostituendo con le ULSS la mappa di tutti i punti che per queste prime, questo avvio di chiamata della popolazione generale sono stati previsti. Quindi ci sono già le localizzazioni, gli accordi con i sindaci e tutto quello che naturalmente serve ad allestire un punto vaccinale più o meno grande, dipende dalla realtà. E dottoressa, mi scusi, questa mappa quanti punti vaccinali comprende e se ci sono già anche comprese le famose primule? Le primule non le abbiamo ricevute, queste non ci sono, ma è chiaramente il logo nazionale e quindi quando arriveranno le terremo in considerazione e vedremo dove metterle. Al momento le ULSS hanno fatto la mappatura delle sedi a secondo la loro organizzazione. La stiamo costituendo, appena sarà disponibile naturalmente potremo farvela avere. E quanti sono i trapiantati, mi scusi? No, lo sappiamo, abbiamo avuto un primo colloquio con il responsabile del centro trapianti e adesso stanno stilando anche una serie di priorità in modo tale da identificare via via che saranno disponibili i vaccini la possibilità di vaccinare queste persone particolarmente a rischio. Non ho ancora i numeri. Okay. Posso fare un'ultima? No. Okay. Bene, nella mia lista ho Malavasi e poi Moscati e Marchiori che non aveva finito. Ma fatelo domanda decisiva. Allora, dettaglio per terminare con l'assessore, quello che si diceva un attimo fa, qual è il compenso per iniezione, per vaccino somministrato? Non c'è un compenso perché non abbiamo antinfluenzale? No, sull'antinfluenzale 6,15 euro. Okay, però oggi non c'è un compenso, siamo in attesa di questo accordo nazionale. Ok. Marchiori poi
Moscati, prego. Sì, buongiorno, mi scusi, Moscati, Nuovo Terraglio. Io le volevo chiedere, siccome ho visto che si parte dagli 80 per andare agli 81, 82, avevo una domanda da parte del signor Severino Centenare e della sua sorella gemella Antonia, che hanno compiuto 101 anni martedì, e che mi chiedeva: ma io potrò fare il vaccino? Quando mi chiameranno, visto che c'è questa scalata all'indietro e loro hanno una certa età? Via via, è chiaro che via via che avremo il vaccino e a seconda della numerosità delle coorti, è chiaro, arriveremo a tutte le età. Noi non abbiamo escluso nessuno nel nostro conteggio, diciamo, di persone da vaccinare, da proteggere, ci sono naturalmente tutti. È chiaro che le scelte delle coorti vengono fatte non a caso, ma vengono fatte sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche e sulla base di dove è la maggiore concentrazione, non tanto di numero di casi ma anche di gravità. Sono state individuate a livello internazionale queste fasce e quindi noi seguiamo, insomma, questo tipo di percorso. Nel nostro percorso veneto abbiamo aggiunto per accelerare la protezione delle fasce più a rischio, i 75 anni. Quindi abbiamo costruito questa strategia che va in parallelo tra i 75 e gli 80, proprio per proteggere quella fascia di soggetti che sono maggiormente a rischio di andare incontro a ricoveri in terapia intensiva e poi di conseguenza, diciamo, a tutte le complicazioni che questo comporta. Quindi questa appunto è stata la nostra scelta. Se avremo la disponibilità del vaccino andremo sicuramente molto molto veloci. Diciamo che nascondeva anche una domanda, forse abbiamo visto anche che le persone molto anziane, cioè parliamo degli over 90, hanno avuto paradossalmente minor esiti negativi rispetto a quelle nella fascia, però chiaramente queste sono tutte cose da studiare che per ora non possiamo controllare. Grazie. Allora chiede di intervenire Michela Nicolucci Moro. Dottoressa, mi scusi, ho un'ultima domanda, dottoressa. Volevo capire se la nota di Arcuri vi specifica alla fine quante dosi di AstraZeneca arriveranno, perché siamo partiti da 16, poi 8, no. 3,6, 3,1, e se ha già fatto la suddivisione per regioni. Allora, la nota del dottor Arcuri specifica quante dosi di Pfizer e quante dosi di Moderna. Hanno fatto una distribuzione per regioni in rapporto, diciamo, alla popolazione. E quindi per quanto ci riguarda la lettera che è arrivata non comprende quella della prima settimana di febbraio, che però è pari a, l'ha detto poco fa il Presidente, 50.000, adesso comunque poi vi dico, 45.600 e qualcosa. Per quanto riguarda dalla settimana dell'8, allora alla settimana del 22 sono 197.210 per il Veneto. Comprese poi quelle della prima settimana arriviamo ai 250.000 di cui ho detto per tutto il mese di febbraio. Pfizer e Moderna. Il dato di AstraZeneca che noi avevamo nazionale, che è uscito dall'incontro di sabato sera, era quello di 3,4 milioni a livello nazionale per i primi 3 mesi e arrivo prima tranche il 15 cioè attorno al 15 di febbraio. Però sono dati che ci ha dato il commissario Arcuri sabato sera e non abbiamo nessun riscontro. E questo prima delle problematiche che sono nate con la Gran Bretagna e con il rispetto dei contratti, la lite, come dire... prima, sabato sera, quando abbiamo fatto la videoconferenza. Che questi quantitativi siano rispettati. Aspettiamo conferma. Per AstraZeneca aspettiamo conferma. Ma abbiamo almeno la conferma che dovrebbe arrivare domani l'approvazione da parte di EMA o neanche quello? Ma sappiamo quanto vuoi. Perfetto. Grazie. Alda Ganzan. Dottoressa, scusi, ci chiedono, le persone disabili sono ricomprese nella prima fase 1A, 1B
Quelle che sono nelle strutture le abbiamo considerate nella fascia, quindi strutture residenziali per anziani e anche disabili dei vari centri. Questi sono compresi e quindi verranno vaccinati entro la prima metà di febbraio nel rispetto delle dosi. Per quanto riguarda invece le coorti, quindi i soggetti che all'interno delle coorti hanno condizioni o perché sono in assistenza domiciliare o perché sono impossibilitati a spostarsi, naturalmente in quel caso verrà valutato, insomma, come è anche per l'antinfluenzale, la vaccinazione a domicilio. Ci sono altre domande? Marchiori. Sì, mi scusi, dottoressa, una cosa forse più che altro dire che partiamo con queste, insomma, con le premesse che vengono rispettati i quantitativi e che quindi poi la consegna sia più o meno la stessa che ci viene assicurata, questi 50.000, 60.000 a settimana, che ci consente di fare le prime dosi e poi anche le seconde dosi. Quindi questo è quello che ci hanno, insomma, detto e sulla base di questo dobbiamo fare la programmazione. Perché se così non fosse dovremmo aspettare di avere 6 mesi di consegne e poi fare tutte le vaccinazioni, il che naturalmente non risponderebbe alla necessità di sanità pubblica, che è quella di bloccare la gravità della malattia e speriamo di cambiare l'epidemiologia della circolazione del virus. Certo, grazie. Scusi, un'altra domanda. Quanto alta è la probabilità che i vaccinati possano contagiare chi non è vaccinato? Non ho nessuna, diciamo, percentuale in questo senso, perché intanto non è previsto e non è scritto da nessuna parte che un soggetto vaccinato possa contagiare altri. Intanto questo per sgombrare il campo. Poi è chiaro che, essendo un vaccino che si sta utilizzando molto velocemente su una larga fascia di popolazione mondiale, ci sarà chi ha cominciato prima, tipo Israele, insomma l'Inghilterra, che stanno raccogliendo molti dati, che ci daranno informazioni su questo. Non sappiamo neanche, l'abbiamo già detto, se saranno sufficienti 2 dosi o se bisognerà fare un richiamo. Quindi è un percorso di immunizzazione importantissimo, è l'unico di cui disponiamo per poter sconfiggere la malattia. Tutto quello che raccogliamo, diciamo, come informazioni aggiuntive le raccogliamo via via che procede la campagna vaccinale a livello mondiale. Ecco. Grazie. Alda Vanzan. Ne approfitto, dottoressa. Nelle ultime 2 settimane sono arrivate indicazioni in merito ai tamponi relativi ai vaccinati? Cioè chi si è vaccinato deve continuare a fare tamponi? No, non ce l'abbiamo questo tipo di non abbiamo questo tipo di informazione, perché il Ministero si sta consultando con gli altri Stati e naturalmente ci saranno delle indicazioni europee, quantomeno per quanto riguarda la sorveglianza dei soggetti, insomma la sorveglianza continua, lo screening dei soggetti vaccinati. Però insomma va da sé che nel momento in cui raggiungeremo alte coperture vaccinali, insomma cambierà anche la modalità di controllo. Quindi al momento voi non fate il tampone a chi ha avuto la seconda dose di vaccino? La seconda dose, dopo la seconda dose devono passare intorno ai 10-15 giorni perché la persona possa essere considerata protetta. Nel frattempo speriamo che il Ministero, insomma, ci dia informazioni in merito. Posso chiederle l'ultima cosa al volo, dottoressa? In merito alla richiesta dell'Ordine dei Medici, che credo abbiano presentato anche all'assessore Lanzarin, ecco, il famoso 13 o 14% di operatori non sanitari che sono stati vaccinati. L'abbiamo già chiarito sia con loro e mi sembra anche poi è uscito. Allora, intanto il 14% era un dato nazionale e non era un dato nostro. Il dato del Veneto è un 9%, ma che comprende categorie che oggi sono incluse dal piano vaccinazione nazionale, ossia comprende anche personale amministrativo, comprende quelli delle pulizie, comprende anche quelli che guidano l'ambulanza, comprende insomma dei soggetti che hanno diritto comunque alla vaccinazione inseriti nel piano in questa prima fase. Grazie. No, io avrei, non so se avete ancora un po' di pazienza, non vorrei abusare della vostra cortesia, ma siccome mi pare di capire che per quanto riguarda la campagna vaccinale ci dovremo attrezzare di pazienza perché i tempi saranno purtroppo lunghi, non per colpa ovviamente della struttura sanitaria veneta, ma per la carenza dei vaccini sul mercato, visto che ci sono 8 miliardi di persone che
che vivono su questo pianeta, e i vaccini in produzione in questo momento mi pare siano, se Pfizer ce la farà, arriverà a 2 miliardi, e poi quello che riuscirà a garantire AstraZeneca. Molte aziende si sono ritirate per l'impossibilità proprio scientifica di arrivare al traguardo dell'obiettivo fissato, nonostante l'Unione Europea abbia messo 10 miliardi già con questi colossi farmaceutici, e altrettanto abbia fatto l'America con direi Pfizer fondamentalmente e Moderna. Ecco, fatta questa premessa e questa idea di consentire alle aziende italiane di produrre vaccini con la concessione dei diritti è realisticamente praticabile, oppure si tratta di un auspicio, di un desiderio legittimo, e in realtà il nostro Paese è sguarnito delle strutture tecniche, scientifiche, e poi anche le stesse aziende non hanno probabilmente lo stesso livello tecnologico e competitivo dei due colossi americani. Ci potete dare una risposta in tale proposito? Scusa un attimo, ma tu hai il dubbio che il nostro paese sia sguarnito? No, io so che noi abbiamo un grande paese alle spalle su cui possiamo contare. No, ma in Italia non abbiamo un produttore del vaccino oggi, quindi siamo sguarniti, certo. Se avevi il dubbio. Che poi ci possa essere collaborazione tra industrie farmaceutiche e che l'Italia le possa favorire è un altro discorso, ma siamo a un anno dall'epidemia e oggi i vaccini noi li guardiamo dall'estero, ci arrivano dall'estero. Ben venga ogni iniziativa, mi pare che una sia in corso, ma ad oggi dipendiamo totalmente dall'industria farmaceutica straniera. E pagare i diritti, cioè, ad esempio il professor Remuzzi sostiene che se sul mercato vengono messi 3 miliardi è probabile che Pfizer... Guardate che è bene fantascienza? No, è che non dipende dalla volontà di uno studioso, dipende da un'industria farmaceutica che in questo caso è una multinazionale straniera che non fa gli interessi di uno studioso, fa i suoi interessi. E noi attraverso l'Unione Europea acquisiamo i farmaci da questa struttura. Se questa struttura offre la possibilità o raggiunge un accordo con l'industria italiana per produrre il vaccino, io penso che l'Italia possa dare una mano ad aiutare. Ma ad oggi bisogna essere chiari su questo, non è che i desiderata o i sogni notturni diventano realtà. Cioè, chi dice di mettere 3 miliardi sul piatto, con chi ha parlato? Il calcolo penso teorico e tecnico di quello che può essere la valutazione di mercato. Sì, ma i conti in casa d'altri, insomma, lasciano lo spazio che trovano. Allora, se non ci sono altre domande, nei prossimi giorni vedremo. Era un'anticipazione. Mettiamo insieme 2 o 3 slide da mandare.